Per il 22esimo anno consecutivo le strade del sud-ovest sardo hanno ospitato il Giro delle Miniere, corsa ciclistica tappa organizzata dalle SC Monteponi di Iglesias, andata in scena dal 30 maggio al 3 giugno. L'emergenza Covid non è terminata, ma la kermesse ha ritrovato la sua collocazione sul calendario nazionale e con tante importanti novità, come la quinta e ultima tappa dedicata solo alle donne. Circa 200 gli atleti provenienti da tutta Italia e non solo. La SC Monteponi ha accolto corridori provenienti da Toscana, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Sicilia, Lazio e Abruzzo, ma anche Francia, Belgio e Corsica. Un'opportunità anche per godersi le bellezze naturalistiche offerte dal sud-ovest sardo. Uno dei principali obiettivi della manifestazione, infatti, è quello di coniugare sport con valorizzazione del territorio. Tra i testimonial ha confermato la sua presenza anche quest'anno il Diablo, Claudio Chiapucci, autore di leggendarie imprese sulle strade del Tour de France. Oltre a lui anche Patrizia Spadaccini, tesserata proprio con la SC Monteponi, vincitrice insieme all'iglesiente Ilaria Meloni di una medaglia di bronzo ai recenti campionati italiani paralimpici su strada. Ad arricchire il giro anche Andrea Taffi, vincitore della Parigi-Roubaix nel 1999 e del Giro delle Fiandre nel 2002, unico ciclista ad aver vinto entrambe le prove. Ma il ciclismo è un'emozione di per sé, è un bellissimo sport, soprattutto in questo periodo con un clima che man mano si avvia verso il periodo estivo e questi raggi di sole che portano veramente tanta positività a tutta la carovana ciclistica. Qui in Sardegna allora, siamo un'isola, ma devo dire io sono orgoglioso di rappresentare questo movimento, intanto perché nonostante le difficoltà dettate dall'insularità noi riusciamo ad avere un movimento che continua a fare tanto, produce un buon ciclismo sia dal punto di vista amatoriale, agonistico che giovanile, quindi tutte le discipline e le specialità strada e fuoristrada rappresentate. Le società fanno un grandissimo lavoro, oggi veramente vivi complimenti, rinnovo anzi già in più occasioni ho fatto all'organizzatore, a Gigi Magia e tutto lo staff della Monteponi che hanno strutturato ormai questo bellissimo evento che è diventato l'appuntamento clou del Panorama Master in Sardegna. Il Giro delle Miniere 2021 è iniziato nella mattinata di domenica 30 maggio a Villa Massargia con l'accronometro del Cigerri e l'assegnazione dei titoli italiani di specialità. All'arrivo a Siliqua c'è stato un trionfo sardo con ben 6 maglie tricolori su 10 finite sulle spalle di atleti isolani. Una bella giornata di sole con pochissimo vento ha fatto da cornice alla quinta Coppa Città di Villa Massargia, al via ben 107 partenti. Sul castelletto di partenza, oltre alla guerrita pattuglia dei sardi, anche numerosi atleti internazionali e alcuni big del ciclismo nazionale, come Matteo Cecconi o Francesco Pesciaioli del team Crinox, vincitore dell'Everesting nel 2020 e campione del mondo amatori nel 2018 in Austria. Il più veloce a percorrere i 18 km e mezzo di percorso da Villa Massargia e Siliqua è stato il portacolori di casa Matteo Magia, che ha chiuso la corsa in 22 minuti, 46 secondi e 91 decimi, con una media di quasi 50 km orari. Diciamo che vincere è sempre bello, quando poi lo fai in una gara, nella gara organizzata dalla tua società, con i tuoi tifosi, familiari, è sempre un'emozione indescrivibile, sono davvero felice, non ci sono parole. Alle sue spalle un altro sardo, Eros Piras della Tecnobike di Sestu, in ritardo di 19 secondi dal vincitore, sul terzo gradino del podio proprio Pesciaioli, che ha fermato il cronometro su 23 minuti, 16 secondi e 25 decimi. Tra le donne, altri 2 titoli italiani nella bacheca dell'SC Monteponi con Michele Varisto, prima fra le Woman 2, e Patrizia Spadaccini, più veloce tra le Woman 3. L'emozione è che quando ti prepari, e grazie anche a Ilaria Meloni con il tandem, abbiamo già vinto sabato scorso un cronometro, quindi c'era già il sentore di poter andare forte. Abbiamo trovato una bella bicicletta da crono per me e quindi infatti abbiamo fatto io prima e poi con il tandem abbiamo fatto il secondo tempo. Ora, è importante anche perché Luigi Magia sta facendo dei sacrifici enormi e farà una tappa solo per donne. Mi auguro che i numeri siano in crescendo, già partendo 12 donne alla prima cronometro è stato importante. Bisognerebbe implementare, è bello pedalare, indipendentemente dal risultato, poi i risultati vengono. Per la categoria Woman 1 la più veloce è stata invece Lucia Muscas della Mannice Dream. In tutto sono ben 6 le maglie tricolori vestite dai corridori isolani, considerando anche le vittorie di Marco Pintore, sempre dell'SC Monteponi, nella categoria Elite Sport, e di Simone Spiga della Sardinia Bike School nella M3. Sardi sugli scudi anche nella seconda tappa del Giro delle Miniere 2021. La quinta Coppa Città di Pabilonis va ad Emiliano Murtas, primo davanti a Giuseppe Satta ed Eros Piras.
Lungo i 77 km sviluppati lungo un circuito completamente pianeggiante con lunghi rettilinei di 19 km da ripetere 4 volte, la pattuglia isolana ha da subito preso la testa del gruppo. Dopo un solo giro, Erospiras ha provato a spingere sui pedali e a tentare la fuga, seguito a ruota però da Matteo Cecconi, Giuseppe Satta e Alessandro Guidotti. Altri 19 km e il gruppo si è fatto però nuovamente compatto, con l'inserimento nella fuga successiva anche di Emiliano Murtas, assente nel braccio di ferro iniziale tra i contendenti al titolo. Diversi tentativi di fuga hanno dato via un finale incandescente, a 30 km dall'arrivo, un attimo di rallentamento per tutti e diverse collaborazioni, tutto per preparare al meglio la volata finale, che dopo una media di 50 km/h ha permesso ad Emiliano Murtas, portacolori della Donori Bike, di conquistare a braccia alzate la vittoria di tappa. Dietro a lui un orgoglioso Giuseppe Satta, di Leandro Budoni, sul terzo gradino del podio Erospiras Tecnobike, che con questo terzo posto diventa il nuovo leader del giro davanti a Matteo Magia e Alessandro Guidotti. Ma la gara è stata comunque velocissima, ci sono stati diversi tentativi di fuga, a 30 km dall'arrivo c'è stato un attimo di rallentamento, ho provato a andare via, mi è venuto dietro Eros, abbiamo collaborato alla grande, abbiamo tirato sino alla morte perché a me interessava la tappa e a lui interessava la classifica, quindi di comune accordo siamo arrivati, poi la volata è andata bene a me, ma abbiamo vinto in 3 oggi, io, Eros e Giuseppe Satta, è un giovane decisamente promettente e ha dato una grossa mano, abbiamo fatto gli ultimi 30 km a 50 all'ora. Nella terza tappa di Vallermosa, valida per la quinta Coppa Città di Vallermosa, il primo a tagliare la linea del traguardo è stato Andrea Taffi, uno dei testimonial del Giro delle Miniere 2021. Alla partenza si è registrata la presenza di 105 ciclisti che si sono dati battaglia durante il percorso in linea. Alla prima rotonda hanno provato l'affondo e la prima fuga Andrea Grandi e Gabriele Scortichini, raggiunti presto dal gruppo degli inseguitori. Il gruppo è rimasto compatto finché Andrea Taffi, Massimo Pintori e Frederic Jacob non hanno tentato la fuga, staccando nettamente gli inseguitori. Nella volata finale è stato Taffi a prevalere davanti all'unico sardo sul podio di oggi e davanti al ciclista belga, seguito dopo 37 secondi dal connazionale Michel Haydens. No, più che altro l'emozione di stare insieme qui a tantissime persone, a tantissimi appassionati del ciclismo, ed essere qui per me è veramente un onore e ringrazio l'organizzatore Luigi perché ha fatto veramente delle cose bellissime e bisogna continuare così perché il ciclismo ha bisogno di essere vissuto come l'abbiamo vissuto noi in questi 3 giorni. Quando siamo usciti dal gruppo è stato un momento importantissimo perché è stato proprio fatto prima di un punto dove incominciava a salire e il vento era contro, quindi lì bisogna avere un po' di gambe, bisogna star bene. Io sono reduce dal Giro d'Italia e quello con le bici elettriche assistita, quindi avevo anche un po' di gamba magari, ecco, per poterle fare un po' di differenza. Presenti anche le donne, nonostante per loro fosse oggi una tappa facoltativa. Si fa registrare il successo di Valentina Zucco davanti a Ilaria Meloni e Doriana Magia. Per quanto riguarda la classifica generale, Erospiras della Tecnobike, arrivato 30° a Vallermosa, si tiene stretto la maglia del Giro delle Miniere 2021, perdendo solo un secondo rispetto a Matteo Magia dell'SC Monteponi, secondo nella generale con 15 secondi di ritardo. Scala invece posizioni il belga Michel Haydens, terzo con 22 secondi in più rispetto a Piras. Il quarto giorno è quello della 22esima Gran Fondo delle Miniere, trofeo Parco Geominerario Roberto Saurra, che ha segnato la maglia del Giro per quanto riguarda la parte maschile. A vincere la 130 km, valida anche come campionato sardo di Gran Fondo, è stato Matteo Magia, il portacolori della SC Monteponi, società organizzatrice della manifestazione.
Partenza e arrivo nel suggestivo sito minerario di Monteponi. Accompagnati da una bella giornata di sole, il gruppo di 150 partenti ha consumato compatto i primi chilometri del tracciato. Dopo l'attraversamento del centro abitato di Iglesias si sono però fatte da subito registrare le prime fughe. Artefici un gruppo di ben 10 corridori capitanati dal testimonial del Giro Andrea Taffi e dal belga Michel Eidens, terzo fino a quel momento nella classifica generale del Giro. La fuga dei 10 si è fatta sempre più consistente, con quasi 4 minuti e mezzo di vantaggio a 35 km dall'arrivo. E qui però che ha fatto capolino il gran cuore degli atleti sardi. Nelle ultime salite gli isolani Eros Piras, Matteo Magia e Andrea Lovicu hanno deciso di recuperare terreno. Il terzetto ha spinto forte sui pedali fino a conquistare la testa della gara, per poi dare vita ad un arrivo in volata davanti al numeroso pubblico che ha sperato sino all'ultimo di poter acclamare il beniamino di casa. Così è stato, ha vinto proprio Matteo Magia, portacolori della SC Monteponi, che ha così bissato il titolo italiano a cronometro di Villa Massargia, mettendo in bacheca una nuova importante affermazione. Sì, diciamo che ero convinto ormai di non raggiungere più la fuga perché avevano tantissimi minuti, se non sbaglio sono arrivati a 4-5 minuti, quindi c'era il rischio di perdere oltre la gara di giornata, la classifica di giornata, anche la classifica assoluta. Certo, poi abbiamo dato tutto in salita, siamo arrivati a ridurre il vantaggio negli ultimi chilometri di salita, sino a che allo Scollinare siamo riusciti a rientrare nel gruppo di testa. E da lì si è riaperta una nuova gara, che era quella di giornata, più c'era il gap tra me e Eros di 15 secondi. Ho cercato il tutto e per tutto, però non sono riuscito a staccarlo. Diciamo che poi in palio c'era anche la gara di casa, che è quella a cui tengo di più in assoluto di tutte le gare possibili che io abbia mai fatto. E in più c'era anche il titolo di campione regionale di Gran Fondo. Diciamo che 2 cose su 3 oggi sono riuscito ad ottenerle. È sempre una grande gioia vincere a casa. Abito a 500 metri da casa e con tutti i miei tifosi, tutti i familiari, sono in parte molto felice, in una piccola parte no, per non aver vinto la classifica generale, però onore anche a Eros che è stato fortissimo, l'anno scorso l'ho vinta io, quest'anno l'ha vinta lui, va bene così. Il re delle corse a tappe nel Sulcis è però Eros Piras, bravo a gestire con esperienza e sagacia tattica i vantaggi acquisiti nelle tappe intermedie nella manifestazione organizzata da Gigi Magia. Non avendo conquistato la vittoria assoluta, la seconda tappa ho dovuto giocare un po' di furbizia, cercare l'attacco, mi è andata bene, ho recuperato i 18 secondi che avevo di svantaggio, conquistandone altri 18. Niente, ieri ho amministrato arrivando insieme a Matteo, oggi lo stesso siamo arrivati insieme a Matteo, ho perso qualche secondo perché sono scivolato 500 metri, ma fa parte del gioco, quindi niente, sono contento così e mi sono conquistato la vittoria del Giro delle Miniere. Beh, diciamo che io e la mia squadra avevamo già deciso qualcosa prima di partire, quindi ho mandato in fuga 2 miei compagni di squadra per averli come d'appoggio e come secondo i piani mi hanno aspettato in cima alla salita di Sant'Angelo, che era la salita più lunga di giornata, quindi mi hanno dato una grossa mano nella discesa per pilotarmi fino all'ingresso di Iglesias, dove poi nell'ultimo strappo di Monte Agrugiao ho allungato definitivamente portandomi via Matteo con Andrea, appunto poi giocandoci la gara odierna. Sì, oggi non era semplice, c'erano tanti continentali, tanti corridori stranieri, quindi tutti agguerriti, venuti qua per fare il risultato come siamo venuti noi, quindi difendere i nostri colori oggi è stata una grandissima soddisfazione. A chiudere il Giro delle Miniere 2021 è stata la tappa di Gonnesa tutta femminile, la grande novità di questa edizione, è valida anche per la 12ª Coppa Città di Gonnesa. 16 le atlete che hanno partecipato alla 47 km e che ha visto trionfare 3 sarde. A tagliare per prima la linea del traguardo è stata Cristina Murru della 4 Moribai, subito dietro Roberta Lorica della IO Ergan Team ed Eleonora Pilleri della World Bike Team. Quarta, la milanese Valentina Zucco, che si è portata a casa la maglia femminile dell'edizione 2021 del Giro delle Miniere grazie al grosso vantaggio acquisito nelle tappe precedenti.
Tra il forte vento e le diverse salite che caratterizzavano il percorso non si sono fatte registrare particolari fughe, con un gruppo compatto che ha provato fino alla fine a giocarsi la vittoria dell'ultima tappa della manifestazione. Lo testimoniano anche i tempi delle prime 6 classificate, che hanno mantenuto una media di 33 km/h. Nella volata finale ha avuto la meglio Cristina Murru, seguita a stretto giro da altre 2 isolane per un altro podio tutto sardo di questo giro. Allora, io non me l'aspettavo perché ieri ho corso la Gran Fondo, è una gara che per me era importante perché era campionato regionale e finalmente sono riuscita a portare la maglia di campionessa regionale nella Gran Fondo. E oggi stanca, perché ero veramente stanca, sono riuscita a reggere il ritmo indemoniato delle altre ragazze. Sono contenta perché evidentemente quest'anno sono più preparata di altre volte e poi comunque ci tenevo a partecipare a una gara femminile. Allora, gli ultimi metri, io essendo piccolina subivo comunque il vento e ho cercato un pochino di coprirmi, ma gli ultimi metri io ho tirato la volata con le altre ragazze, è una caratteristica che io ho, evidentemente sono riuscita nell'impresa. Per me è stata un'impresa oggi, 2 gare di seguito è un record per me. Allora spero che ce ne saranno anche altre di gare, spero che possano partecipare anche altre ragazze, magari in gare domenicali, forse riusciamo a essere di più. Penso che il numero comunque di donne nel ciclismo, almeno in Sardegna, ci sia. Serve coraggio e voglia di mettersi in gioco, che si arrivi prime, ultime, non importa. Però se ci piace la bicicletta è giusto che si venga a partecipare alle gare per sole donne, perché così ci daranno più visibilità e possiamo sicuramente magari organizzare un campionato solo femminile. Il quarto posto finale della tappa fa sorridere anche la milanese Valentina Zucco. L'atleta del team De Rosa Santini ha conservato il vantaggio di quasi 10 minuti su Simonetta Cerquetti, acquisito soprattutto grazie all'ottimo tempo nella Gran Fondo di ieri. Sono molto contenta, soprattutto dopo il brutto periodo che abbiamo passato tutti, sono contenta di aver partecipato, il giro molto ben organizzato, i sardi soprattutto le sarde sono belle cazzute, è andato bene, sono soddisfatta e complimenti anche alle altre 2 partecipanti di tutto il giro che mi hanno fatto sudare. No, perché poi quando sono lì mi piace essere combattiva, poi ho visto che erano belle combattive anche le donne sarde, quindi ho voluto tenere lì, poi arrivata qua ho lanciato un po' la volata e così per vedere cosa succedeva, se poi si sono scatenate. Per venire in Sardegna, che è una bellissima terra, e fare un po' di mare, un po' di attività sportiva all'aria pulita del mare, qua, bello. Bella anche la tappa tutta femminile? È bellissima, bellissima, veramente bello il percorso, come ripeto le ragazze belle combattive, hanno sempre tirato, ho fatto delle altre gare dove non era così, erano tutte un po' più tira tutti, che nessuno aveva voglia di far fatica, invece qua bravissime tutte. Cerquetti e Patrizia Spadaccini, entrambe dell'SC Monteponi, completano il podio femminile finale della manifestazione. L'appuntamento adesso è per il Giro delle Miniere 2022. È stato un giro eccezionale perché in periodo di Covid, come ho ricordato in altre occasioni, non è semplice raggranellare e raggruppare un determinato numero di persone. Abbiamo fatto il pieno, per quanto riguarda il giro abbiamo fatto il pieno, mai così tante presenze, mai così tanti atleti al via nelle singole gare. E anche nella Gran Fondo abbiamo avuto un numero impressionante, eccellente e un bellissimo numero anche per quanto riguarda il campionato italiano a cronometro con oltre 110 presenze, 110 partenti, che non è poca cosa. Abbiamo avuto per il Giro delle Miniere 5 ex professionisti che sono stati qui a onorarci della loro presenza e sostenerci. Claudio Chiappucci, che ormai è un amico, un veterano del Giro,
insieme a Patrizia Spadaccini. Quest'anno è arrivato anche Andrea Taffi, ci ha fatto piacerissimo averlo con noi, tra l'altro ha gareggiato, ha vinto anche una gara alla tappa di Vallermosa. Poi è venuto Marco Di Renzo, un'altra vecchia conoscenza, che è stato il primo ex professionista a venire a fare il Giro delle Miniere. E naturalmente ricordiamo anche Emiliano Murtas, che tuttora corre con i ciclamatori, è regionale perché è di Carbonia, e poi Eliseo Mariotti, che è venuto dal Belgio e anche lui è stato un ex professionista nel passato. Assolutamente sì, era una gara impegnativa perché il circuito, come abbiamo detto poc'anzi, è un circuito che si sviluppa attorno al sito nuragico di Seruci, che pochi sanno che è il più grosso sito in Sardegna, anche più grosso anche quello di Barumini, magari è meno pubblicizzato. Questa è un'occasione per pubblicizzarlo e invitarvi a venire a visitarlo perché è veramente bello. Grazie Valentina, è un ottimo atleta, ci ha fatto piacere invitarla e averla qui con noi. Ha dimostrato di essere una numero uno, ha vinto con pieno merito, siamo soddisfatti di questo, come siamo soddisfatti anche del secondo e terzo posto delle altre atlete sarde, che tra l'altro sono Simona Cerqueti, la nostra campionessa, e la nostra campionessa olimpica terza classificata Patrizia Spadaccini. Mi auguro nella prossima edizione di avere un numero maggiore, però erano state invitate, sarebbero dovute venire alcune rappresentative dalla penisola, ma il discorso Covid con i tamponi e quant'altro ha impedito che tutto ciò avvenisse con tranquillità e serenità. Li aspettiamo il prossimo anno. Appuntamento quindi? Appuntamento quindi al 2022, sono già delineate in questo stesso periodo e alcune novità che le lasciamo a quando si concretizzano definitivamente. Di sicuro abbiamo una cronometro, di sicuro abbiamo la Gran Fondo delle Miniere, di sicuro abbiamo la gara di Pavillonis e la gara di Gonnesa. Anche Vallermosa è lì che vuole ancora la sua tappa, c'è Siliqua, ci sono tante novità che nel 2022 andremo a togliere fuori.